Cari ragazzi, buongiorno. Abbiamo acceso la quarta candela del tempo di Avvento e possiamo dire quindi che abbiamo concluso il nostro itinerario. Se ricordate, ci siamo dati 3 parole per camminare insieme in questo mese che ci ha preparato al Natale. La prima parola è stata attesa, la seconda gioia, oggi tocca alla speranza. Perché la speranza è proprio il colore più bello del tempo di Avvento. La speranza apre al futuro, ci fa guardare avanti e ci aiuta ad affrontare anche quelle che sono le difficoltà che incontriamo ogni giorno nella nostra vita, nelle nostre attività, anche nelle nostre relazioni. Agostino, il grande filosofo e teologo, diceva che dalla speranza nasce l'indignazione per gli errori del passato e la forza per cambiare il presente in vista del futuro. Mi sembra un'indicazione davvero molto bella. La speranza non ce la diamo da noi. La speranza è dono che viene dal Figlio di Dio, quel Dio lontano che si fa Emanuele, Dio con noi, proprio come diceva il Vangelo di ieri, ultima domenica di Avvento. In questi giorni che ci preparano direttamente al Natale e anche alle vacanze, oltre agli impegni nelle classi, nel vostro itinerario scolastico ordinario, vorrei segnalarvi alcuni appuntamenti particolari. Anzitutto quello delle confessioni. Domani, martedì e mercoledì, Don Alberto e io saremo a vostra disposizione dalle 9 alle 12:30. Don Alberto si posizionerà nella cappellina all'ingresso del Barbarigo, io invece sarò nel mio ufficio al piano nobile vicino alla segreteria. Chi desidera ricevere il sacramento del perdono o anche semplicemente scambiare un dialogo amichevole con una persona adulta, magari confrontandosi su alcuni aspetti particolari che state vivendo, può chiedere all'insegnante di classe, se non avete interrogazioni o compiti, di uscire. E al termine della confessione vi sarà consegnato un bigliettino di Natale con indicato anche l'orario in cui avrete terminato la vostra confessione, il vostro dialogo e tornerete in classe. Venerdì poi, ultimo giorno di scuola, sia le medie sia le superiori vivranno un momento di preghiera davanti al presepe. Le medie al mattino, appena inizia la giornata scolastica, alle 8, invece i ragazzi delle superiori sono attesi per le 10:40 nel cortile. Posizioneremo il bambino Gesù nel presepe e così ci scambieremo finalmente gli auguri. Poi l'impegno di Avvento. I ragazzi delle medie completeranno il loro progetto di raccolta di pannolini per bambini appartenenti a famiglie bisognose e poi nell'ultimo giorno di scuola li consegneranno anche. Mentre invece i più grandi sono invitati da oggi a mercoledì a raccogliere ciascuno 5 euro. Affidiamo questo compito in particolare ai delegati di classe. I soldi raccolti, le offerte raccolte, sono destinati, come ricordate, al progetto del QAM Medici con l'Africa, prima le mamme e i bambini. Siete invitati a raccoglierli, consigliamo appunto la cifra simbolica di 5 euro a testa, ma si può dare di più o se non si può anche di meno, e portare i soldi in segreteria, vi sarà rilasciata ricevuta e così potrete anche avere il resoconto di quanto appunto sarà raccolto nel complesso e donato al QAM. Tanti piccoli segni che ci avvicinano a Betlemme. Viviamoli allora con intensità, insieme all'impegno per chiudere bene questo primo trimestre. Ci affidiamo a Maria, all'intercessione sua e a quella di Giuseppe che ieri abbiamo incontrato nel Vangelo. Lui, uomo giusto e saggio, ci aiuti a vivere bene questo tempo che ci è donato. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica e ci accompagni in quest'ultima settimana verso Betlemme. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.